troviamo a Artesella. E stiamo visitando? Dai Roberta, stiamo visitando l'associazione Artesella Impresa Sociale, Spazi Livio Rossi. A me sembra un melone nero. Un riccio. Tu vedi un riccio? È un seme. Vedi cosa rappresenta? Un ingegnere che una mattina si è svegliato un po' rincoglionito, non sapeva bene mettere, aveva in legnaia un po' di legno, due pali di ferro, li ha uniti e poi... Carla, tu cosa vedi in quest'opera? Tutta la bellezza che ci può essere nella vita. Quest'opera rappresenta una casa con tante scale che partono ma non si sa dove arrivano. Cosa sono? Ne siamo 21.340. In quest'opera qua si illumina, vedo l'illuminazione. È un capriolo, un cervo. Due cervi. Due cervi. Stamattina venendo su abbiamo incontrato un capriolo che ci ha attraversato la strada. Il capriolo che differenza c'ha con il cervo? Beh, è molto più grande questo. Le corna. Molto buio dentro, bellissima comunque. Allora, il significato di quest'opera è che più la giornata è bella e solare, più c'è forza e questa forza dà la possibilità all'opera di muoversi. Se invece c'è brutto tempo, tipo piove o nevica, giusto come un po' anche noi siamo soggetti alla meteorologia, se fossimo non legati a tutta una serie di convenzioni, c'è meno forza e quindi può aprirsi lentamente o proprio non aprirsi. Hanno preso un albero, l'hanno annodato e l'hanno messo qui. Questo nodo rappresenta il traffico di Palermo.